Da diversi mesi a Porto Empedocle, nelle vicinanze dell'Hotel dei Pini, sulla strada statale, è stata realizzata una struttura della Lidl, un punto vendita che non si riesce ad aprire a quanto pare per una mancata autorizzazione dell'ANAS, in quanto le entrate e le uscite del grande punto vendita non sarebbero a norma, questo quanto si apprende da diverse notizie scritte da diversi organi di stampa. La struttura è pronta, le insegne già installate, l'ingresso pure, addirittura uno sul retro della strada che confina con la strada statale. Sembra non interessare a nessuno, eppure la struttura garantirebbe posti di lavoro. Si parla di un'ottantina di occupati, un bel numero considerando la carenza di lavoro che c'è nel nostro territorio. Si auspica pertanto un pronto intervento da parte delle autorità preposte affinché il punto vendita del genere possa finalmente avere una positiva conclusione importante sia per i consumatori che vedono realizzato un nuovo punto vendita in una zona ad altissima densità commerciale. Nelle vicinanze ci sono infatti diversi negozi, uno noto di abbigliamento, un albergo, una pompa di benzina. Da premettere che la Lidl aveva avuto tutte le autorizzazioni necessarie per poter fare la struttura e operare tranquillamente, ma quando tutto sembrava andare per il verso giusto e inaugurare è arrivato lo stop dell'ANAS, che per regolamento stradale gli ingressi non sarebbero abbastanza sufficienti a garantirne la sicurezza.